Pasqua nelle chiese vuote, l'emergenza coronavirus scompagina anche i riti della settimana santa. No agli sbarchi, ma a Porto Empedocle i migranti arrivano lo stesso, uno è il risultato positivo al coronavirus. Campobello di Licata, segna un +4 tra i contagi e anche Agrigento registra un nuovo caso. La possibilità di accedere al MES, meccanismo europeo di stabilità, segna un'Europa unita, oppure il tracollo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'emergenza coronavirus scompagina i riti della settimana santa, ma non cancella il fatto che oggi sia venerdì santo. Questa Pasqua nelle chiese vuote davvero non avremmo potuto immaginarla. Eugenio Cairone. Gesù che muore nelle chiese vuote, il dramma di morire in solitudine, il dramma di questi giorni, insomma, una passione, quella di oggi, che è la passione dei tanti morti da coronavirus privati del conforto dei parenti. Dalla Basilica di San Pietro alla più piccola chiesa di periferia c'è tristezza e desolazione che non avremmo mai immaginato potesse succedere. Gesù muore e risorge, ed è la resurrezione che si attende, è la speranza di ogni uomo che proprio dopo questa Pasqua triste e senza sorrisi possa arrivare il momento della gioia assieme ai propri affetti. Per adesso bisognerà stare ancora chiusi in casa, un peso certamente, ma è giusto così se vogliamo accorciare i tempi del ritorno ad una vita normale. Il segno del venerdì santo è la croce, poi domenica sarà festa per la Chiesa, ma dovrà esserlo per ciascuno perché proprio nel segno della resurrezione di Cristo possa cominciare a vedersi l'inizio del risveglio dall'incubo. Per i credenti la resurrezione è una grazia, per tutti deve essere l'inizio di qualcosa di nuovo per ricominciare a vivere, come è giusto che sia. Lo Stato ha chiuso i porti ma i migranti continuano a sbarcare. Sembra un controsenso, ma è così. Un gommone con 73 migranti a bordo è stato soccorso a Lampedusa dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Il natante è stato localizzato a circa 6 miglia a sud dalla costa dell'isola agrigentina. Le persone a bordo sono state trasportate su 2 motovedette e sono arrivate a Porto Empedocle, scatenando il dissenso del sindaco Ida Carmina. Il nostro direttore Arturo Cantella. Provenienti da Lampedusa, anche perché uno è risultato positivo a Covid-19 e trasportato subito a Pozzallo, attirandosi anche le ire del sindaco della cittadina racusana. Stamani interviene anche il presidente della regione Musumeci con una lettera a Conte, affermando come ci sia il fondato timore che nelle prossime settimane, favoriti da bel tempo, possano registrarsi sulle coste siciliane consistenti sbarchi autonomi di migranti. Chiedo perciò al Governo nazionale di intervenire con tempestività per evitare che la incontrollata gestione del triste fenomeno possa determinare tra la popolazione dell'isola l'acuirsi di un clima di tensione già abbastanza alto. Sulla vicenda abbiamo sentito stamani anche il primo cittadino, Ida Carmina. Sì, stanno facendo l'accertamento sanitario presso la tentostruttura a Porto Empedocle, ma il problema è ancora non si sa dove li porteranno. Io mi sono strenuamente opposta al fatto che li trasferiscano all'Hotel Tiziana di Porto Empedocle, perché noi non abbiamo nessuna garanzia. Ma il problema va ancora a monte, non dovrebbero neppure sbarcare a Porto Empedocle. Se addirittura c'è il decreto 7 aprile, interministeriale 7 aprile del 2020 numero 150, che asserisce che i porti non sono sicuri e quindi viene impedito lo sbarco delle navi battenti bandiera straniera e che trasportano immigrati fuori dell'area SAF. Non capisco come mai invece non viene impedito lo sbarco di tutti nelle nostre coste in un momento di grave epidemia. Addirittura prima di questi sono stati trasportati a Porto Empedocle con i traghetti di linea, mettendo in pericolo i cittadini, mettendo in pericolo i lavoratori dei traghetti, mettendo in pericolo quelli che si trovano lì allo sbarco, perché 50 persone non costituiscono assembramento e noi non sappiamo in che condizioni di salute sono. Cioè, questo è completamente assurdo. Io già da tempo avevo parlato lì con i dirigenti del Ministero degli Interni dicendo
programmate, prevedete dei criteri, perché evidentemente con la bella stagione qua ci sarà l'invasione e noi dei paesi costieri, noi di Porto Empedocle non siamo carne da macello, andiamo tutelati come gli altri. Qua non è questione di razzismo, è questione di tutela del diritto fondamentale alla vita e alla salute dei cittadini. In piena emergenza di epidemia, se il momento è straordinario, si usano i mezzi straordinari. Si prende una nave della Marina, si mettono lì, si distanziano, si requisisce un albergo, un villaggio turistico che ha i bungalow estesi e ben recintato, non qua in una struttura alberghiera senza manco la recinzione e a 4 metri ci sono le persone da cui questi migranti possono entrare e uscire agevolmente, con le adeguate protezioni. Se qua noi non possiamo uscire da casa non è assolutamente ammissibile quanto sta succedendo. E se un migrante, un 15enne egiziano, è risultato positivo al coronavirus dopo essere passato da Lampedusa, aver preso il traghetto di linea per arrivare poi a Porto Empedocle, in provincia si registra un nuovo caso ad Agrigento città e 4 nuovi casi a Campobello di Licata. Vediamo. In aumento i casi di contagio al Covid-19 nella nostra provincia, secondo il bollettino inviato dall'ASP di Agrigento. I nuovi contagi verificatosi sono 1 ad Agrigento, 4 a Campobello di Licata e 1 a Palma di Montechiaro, salendo così a un totale di 102 casi su 2032 tamponi effettuati. A Campobello di Licata è stata interessata un'intera famiglia. Stazionario negli altri comuni il numero senza nessuna variazione. Tra i positivi anche una persona di Mussomeli deceduta all'ospedale di Agrigento. I soggetti ricoverati negli ospedali siciliani sono 1 a Caltagirone, 5 a Caltanissetta, 2 a Partinico e 1 ciascuno a Enna, Marsala e Messina per un totale di 11 persone. I soggetti dimessi sono 3, quelli posti in quarantena 71 e deceduti 10, guariti 6. In Sicilia, alla nostra provincia, vengono attribuiti invece 112 casi, 10 in più rispetto a quelli attualmente forniti dall'ASP locale. Catania risulta essere sempre al primo posto con 570 casi, 14 in più di ieri, Messina 330, 17 in più di ieri, Palermo 295, 9 in più, Enna 282, 3 in più, Trapani 100, 1 in meno, Caltanissetta 99, 5 in più, Siracusa 82, 2 in meno, Ragusa 51, anch'essa in aumento con 2 casi in più. In Sicilia i nuovi tamponi analizzati sono stati 1304, risultando positivi 73 persone. Attualmente i nuovi contagiati risultano essere 49, i guariti 19, i deceduti 5. Intanto continuano le raccomandazioni del sindaco di Campobello di Licata a restare a casa in isolamento dopo i nuovi 4 casi che hanno interessato il suo comune. Abbiamo altri casi a Campobello di Licata. Si trattano con un numero certo 4 persone, sono tutti all'interno dello stesso nucleo familiare. Che voglio dirvi? Di stare tranquilli comunque, perché è una cosa circoscritta dove l'abbiamo anche monitorata da molto tempo. Anche come è successo per il primo caso, vi chiedo di mantenere calma, sangue freddo e di evitare qualsiasi tipo di ricerca di persone, caccia alle streghe, perché parliamo comunque di una famiglia con situazioni particolari. Quindi vi invito a mantenere la calma, ad essere responsabili e rispettosi di queste, sia del primo caso che di questa famiglia. Quindi le regole sono sempre quelle da seguire come stiamo facendo, e quelle di avere quella distanza sociale, di stare distanti tra le persone, avere pochi contatti, pochi contatti nel senso con le persone magari solo in ambito familiare, come del nucleo familiare, e poi uscire solo ed esclusivamente per le cose necessarie e una sola persona. Cercare di uscire, come dire, una volta, 2 volte a settimana massimo per fare l'acquisto di spesa o per le necessità che ci possono essere all'interno della famiglia. Noi ci sentiremo in prossimità nei giorni della Pasqua e, come ho già detto, non vi organizzate né per Pasqua né per Pasquetta, rimanete a casa, state e godetevi la famiglia. Cerchiamo di sperimentare anche questa nuova modalità della Pasqua, dello stare a casa.
Quindi come vi dicevo, state tranquilli. Auguro anche a questa famiglia una pronta guarigione, sono vicino a loro, gli do un grande abbraccio, li ho sentiti, stanno bene, sono da quasi 20 giorni che sono a casa, si è aspettato l'esito dei tamponi, purtroppo sono arrivati in modo come dire, positivo, nel senso che c'è l'infezione, però dico stanno bene. Mando un forte abbraccio alla mamma, al papà e ai ragazzi. Dopo lo stallo di martedì notte, ieri sera, l'Eurogruppo ha trovato un accordo di mediazione tra le posizioni di Italia e Olanda sulle misure per affrontare le conseguenze della pandemia Covid-19. Per ora niente Eurobond o Corona Bond che dir si voglia, ma 540 miliardi di prestiti e poi concessioni sulle spese sanitarie e possibili stimoli futuri all'economia per altri 500 miliardi, un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il fondo per un piano di rinascita. Lello Casesa. I ministri delle finanze dei paesi europei si sono riuniti in videoconferenza per trovare un accordo e dare una risposta comune allo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. L'intesa, promossa da Berlino e Parigi, apre le porte ad un uso flessibile del meccanismo europeo di stabilità con una misura straordinaria di 1.000 miliardi e alla nascita di un fondo del valore di 500 miliardi di euro. Il MES, nello specifico meccanismo europeo di stabilità, è un fondo incaricato di aiutare i paesi in crisi che utilizzano l'euro prestando denaro. Naturalmente dietro questo meccanismo ingarbugliato la politica è completamente divisa in Italia ed in Europa. Prestando infatti denaro ad uno Stato in difficoltà si dovrebbe giungere ad un livello che tranquillizzi i mercati e possa scoraggiare le speculazioni. Il prestito potrà raggiungere il 2% del PIL del paese debitore e sarà a disposizione di tutti gli Stati membri. Sono previste diverse misure di aiuti agli Stati europei, sempre in forma di prestiti, il cui obiettivo principale è il rilancio dell'economia. Il pacchetto di aiuti è destinato a sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese ed evitare una diversa crescita tra le economie degli Stati europei. Superata l'emergenza pandemia, i paesi si impegneranno a rafforzare gli accordi economici e a rispettare il quadro di bilancio. Sono in molti però che sostengono che l'accordo su questo meccanismo non va bene e peserà sulle nostre tasche, come è già accaduto in Grecia, perché accrescerà ulteriormente il nostro debito. In questo particolare momento è necessaria una fortissima azione gestita dalla Commissione europea che dia liquidità alle famiglie ed alle imprese in forma di Eurobond, che non è un prestito, ma un piano europeo gestito dalla Commissione che aiuta tutti gli Stati in maniera uguale, evitando diseguaglianze tra chi ha di più e chi ha di meno. Se non si riesce a far capire questo, manca purtroppo l'idea di una Europa federale. C'è però chi non ha gradito la possibilità di accedere al MES, seppur a condizioni meno pesanti e paritetiche. In arrivo un cappio attorno al collo all'Italia. Vediamo Giorgia Meloni. Diretta per denunciare il fatto che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, purtroppo esce fuori con un documento dal quale si evince che in buona sostanza il governo italiano non ha portato a casa niente di quello che interessava a noi. Allora, noi eravamo stati informati dal presidente Conte che il governo italiano in nessun caso avrebbe accettato la possibilità che ci fosse il MES tra le linee di finanziamento, tra le possibilità alle quali accedere per affrontare il tema dell'emergenza coronavirus. Ovviamente dal documento di ieri esce fuori che il MES, cioè il Fondo Salva Stati, che vi ricordo è un fondo istituito già da diversi anni nel quale l'Italia per esempio ha messo 15 miliardi di euro, ma al quale per accedere l'Italia
non essendo in linea con i parametri europei, differentemente da altre nazioni, dovrebbe accettare una sorta di commissariamento della sua politica economica, dovrebbe accettare misure lacrime e sangue, dovrebbe accettare più o meno quello che è accaduto in Grecia, quando il Fondo delle Salva Stati intervenne per dare in teoria una mano al popolo greco, che si è ritrovato senza neanche più i propri asset strategici, che oggi curiosamente sono in mano ad aziende tedesche. Quando il Fondo Salva Stati è entrato in Grecia è aumentata la mortalità, è aumentata la povertà e la Grecia ancora oggi stenta a rialzarsi. Questo prevederebbe il Fondo Salva Stati anche nel caso in cui l'Italia dovesse decidere di accedere, perché l'Italia è un'altra nazione che, come la Grecia, non è in linea con i parametri europei. Ci avevano parlato di un fondo salva stati senza condizionalità, ma quello che c'è scritto nel documento dell'Eurogruppo di ieri è che è senza condizionalità l'accesso al fondo salva stati solo e unicamente per le spese sanitarie. Significa che io posso accedere al fondo salva stati senza condizioni per pagarci i tamponi, ma non posso accedere al fondo salva stati senza condizioni per salvare le imprese e le famiglie della mia nazione, nonostante abbia messo nel fondo salva stati finora almeno 15 miliardi di euro. Noi avevamo sostenuto e continuiamo a sostenere la posizione che c'è un solo modo per utilizzare i soldi del Fondo Salva Stati, ed è sostanzialmente liquidarlo, cioè riprendersi ciascuno i soldi che abbiamo messo nel Fondo Salva Stati e utilizzarli per salvare ciascuno il proprio Stato, senza condizioni, senza troica, senza burocrazia, senza gente che vuole venirsi a comprare le nostre aziende a prezzi stracciati o che vuole espropriarci delle nostre infrastrutture strategiche, perché questo vuol dire essere solidari. Solidali certamente non è stare lì a sperare che le cose a un altro paese vadano male per fregarmi le sue infrastrutture strategiche. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha partecipato in videoconferenza alla riunione della cabina di regia tra governo e regioni con il premier Conte per l'emergenza coronavirus. Nel suo intervento il presidente ha dichiarato di essere favorevole a confermare la linea del rigore e della fermezza, concordando con il governo Conte la proroga fino al 3 maggio delle attuali restrizioni, procedendo solo successivamente a una riapertura parziale e graduale delle attività. Musumeci ha inoltre proposto di valutare la riattivazione dei cantieri stradali che garantiscono il distanziamento sociale se a maggio i numeri dei contagi saranno confortanti. Musumeci ha aggiunto: sono lavori che possono essere svolti anche con una riduzione dei disagi per gli utenti, visto che le strade sono deserte. Via libera del Consiglio dei Ministri all'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo stretto. Sulla questione si era già espresso allo stesso modo il Consiglio di Stato. C'è il servizio. È inutile, dici qua hanno fatto già pure post e contropost, nave pienissima, certo ormai si sa che noi non ci siamo più, guardate, nave pienissima. Faccio vedere anche qua, affollamento. Scrivete tutti ora alla ministra Lamorgese, scrivete al presidente della regione Musumeci. Mi dispiace, io più che rischiare la vita, obiettivamente, come vedete sono arrivato fino all'ultimo, ma ecco qui. È stata sospesa l'ordinanza del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che prevede l'obbligo di registrazione sull'apposito portale online del comune per tutti coloro che devono attraversare lo stretto. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Il primo cittadino peloritano, appresa la notizia, ha subito inviato una nota al presidente della regione, Nello Musumeci, chiedendo che a seguito dell'annullamento sancito dal Consiglio dei Ministri sia recepito a livello regionale il sistema di registrazione online. Si passa a condizione che dunque non sarebbe più utile solo la preventiva tracciabilità per attraversare lo stretto di Messina, ma anche per tutti gli altri varchi di accesso in Sicilia. Quanto successo con il Consiglio di Stato, costretto a riunirsi in 12 ore, e con il successivo Consiglio dei Ministri, scrive De Luca, è una cosa mai vista prima. Sarei tentato ad andare avanti e rivendicare i diritti del nostro territorio. Sarei tentato ad andare avanti per dire che non esiste un'Italia di Serie A e un'Italia di Serie B, come certi baroni delle istituzioni hanno voluto affermare con la frettolosa deliberazione odierna, assunta senza neppure affrontare il merito della questione.
Purtroppo, con la sospensione del sistema di controllo capillare degli accessi al territorio regionale, già attivo in territori quali la Sardegna, Lombardia e la Campania, le strade sono due: andare allo scontro, decretando l'avvio di un procedimento di decadenza dalla mia carica di sindaco, oppure implorare il presidente della regione Musumeci di far proprio il nostro lavoro di un mese e adottare, per il bene della Sicilia, un sistema di controllo per chiunque entra in casa nostra. Ho scelto, continua De Luca, la seconda via. Se per far scendere dal piedistallo su cui Musumeci si è confinato, offeso per le mie parole di lesa maestà, sono necessarie le pubbliche scuse, bene, in nome della salute pubblica lo faccio. Presidente, continua il primo cittadino di Messina, con un colpo di penna lei può garantire ai siciliani un controllo serio, con meno dispendio di forze dell'ordine in giro per le strade, gettate nella mischia senza un criterio oggettivo. Lei, Presidente, continua De Luca, è il solo a poter garantire la sopravvivenza di una banca dati da estendere a tutto il territorio regionale, che ogni sera può fornire numeri e dati su chi è entrato e dove sta andando, garantendo l'effettività dei controlli sanitari per la verifica dell'isolamento fiduciario. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco vi aspetto. Sanificazione a Montallegro, un video mostra le operazioni, guardate. Siamo di nuovo qua a Montallegro, per le strade di Montallegro. Tra un po' iniziamo la quarta sanificazione voluta fortemente dal sindaco Rina Scalia. Siamo qua con i volontari, gli agricoltori di Montallegro si sono messi a disposizione con i propri mezzi per fare la sanificazione del paese. Questa è la quarta volta, ripeto. Sono quasi pronte per partire. Faranno tutto il paese più le periferiche. Conoscete tutti l'ingegnere capo Giuseppe Scalia. Giuseppe, questa è la quarta, ce ne saranno ancora altri? Penso che qualche altra 2 volte ci sarà per questa sanificazione. Stiamo cercando di fare tutto il paese in modo che questo male che ci sia per tutto il paese scomparisca una volta per sempre, e quindi ci stiamo tutti affaticando un po' per fare questo tipo di intervento, perché è un intervento sanitario adatto per questo tipo di male che c'è. Speriamo che se ne vada più presto. Noi siamo qui, ce la stiamo mettendo tutta pur di arrivare allo scopo di il paese essere contento con questi interventi che noi facciamo. Va bene, grazie Giuseppe. Fai tutto. Allora qua stasera abbiamo Francesco, caro. Parti Francesco, vai, inizia Francesco, inizia. Francesco ha il compito di fare la zona del centro. Oggi quasi ci siamo con Paolo. Ciao Paolo, saluta, puoi partire pure. Paolo andrà a fare l'altra metà del centro e periferiche. Santo Schendri è la quarta volta presente, già fatti da qua stesso. Santo si farà tutto campo sportivo, andrà giù la zona della via Roma, Quadroneggio, Poio, Giuccazzo. Stasera siamo a Leonardo pure, andrà a fare le zone più strette con le lance pure. Abbiamo le lance. Vigili urbani, che ringrazio. La nostra sindaca pure qua pure con noi. La nostra sindaca saluta a tutti. Ricordo che questa è la quarta sanificazione voluta fortemente dal sindaco. Speriamo tutto bene, rimaniamo sempre a casa.
sindaco ha dato un consiglio perfetto, restiamo tutti a casa, ci pensiamo noi, dice, a fare la sanificazione e tutto quello che serve per il paese. Sta partendo l'ultimo trattore. Non tutti sono in grado di gestire lo stress psicologico e la paura creatasi a causa della pandemia. Molte professionalità si stanno però mettendo gratuitamente a disposizione. Chi volesse accedere a questo servizio può inviare un messaggio alla pagina Facebook Ascolto Sicuro o inviare il proprio numero di telefono alla mail ascoltosicuro@gmail.com oppure contattare le associazioni di Nova Risano o l'altro capo del filo. C'è un video di Enzo Di Natali. In questo momento noi ci poniamo una domanda: quante persone sole hanno bisogno di una parola, un conforto, una parola amica? Quante persone che si trovano a casa hanno bisogno di un sostegno psicologico? Le persone non vivono soltanto di alimenti. Le persone hanno bisogno in questo momento anche di un forte sostegno psicologico, di un forte sostegno morale. E così l'associazione di Nova Risano, in collaborazione con l'associazione L'altro capo del filo, cerca di dare un aiuto a queste persone che si trovano in difficoltà attraverso una consulenza tutta gratuita ovviamente, che avviene fatto tramite telefono, dove ci sono psicologi che si mettono a disposizione per chi appunto si trova in difficoltà. Ricevere un sostegno psicologico in un momento così difficile in cui noi stiamo vivendo è ovviamente un grande contributo che la persona può ricevere. Per cui l'associazione di Nova Risano ha pensato di realizzare questa iniziativa cercando di entrare nelle abitazioni delle persone attraverso un cavo telefonico, attraverso un mezzo di comunicazione come il telefono, dove in un capo c'è uno psicologo, dall'altro capo c'è una persona bisognosa. Sono quei gesti grandi di solidarietà di cui noi abbiamo bisogno. Sono gesti che fanno vedere che l'Italia è veramente un grande paese. Sono gesti che fanno capire che nei momenti difficili come questi che noi stiamo vivendo è possibile far rilevare l'aspetto più bello di un nostro paese. Dunque, chi si trova in difficoltà basta contattare l'associazione di Nova Risano e troverà degli esperti, sono psicologi, che via telefono danno questo contributo, danno questa possibilità di entrare in dialogo e superare i momenti difficili. La Polizia di Stato celebra oggi il 168° anniversario della Fondazione. Nell'attuale situazione di emergenza che sta vivendo il Paese, nelle città italiane non si svolgeranno le consuete cerimonie. Oggi però per la Questura di Agrigento è tempo di bilanci. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi, 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 168° anniversario della sua fondazione. Vista l'emergenza sanitaria in corso, la ricorrenza è stata celebrata in forma simbolica, con la sola deposizione da parte del questore alla presenza del viceprefetto vicario di una corona di alloro dinanzi la lapide in memoria dei caduti della Polizia di Stato. L'attuale condizione storica, che sta mettendo a dura prova l'intero pianeta, ha richiesto un impegno straordinario da parte della Polizia di Stato, chiamata a vigilare sull'osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a sostenere i soggetti più deboli con quotidiani gesti di attenzione, secondo il motto "Esserci sempre", che da anni caratterizza la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini e la sua vocazione alla prossimità.
Il compito di controllo e vigilanza affidato oggi alla Polizia di Stato è volto a evitare il diffondersi e il propagarsi dell'epidemia, ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità della salute pubblica, si aggiunge alle ordinarie attività istituzionali di contrasto alla criminalità comune e organizzata, alla gestione del fenomeno migratorio, al controllo del territorio, alla tutela dell'ordine pubblico. Anche in questo difficile momento desideriamo rendere partecipe la cittadinanza sugli importanti risultati raggiunti, frutto del costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia in tutte le sue varie articolazioni, della Questura, dai commissariati distaccati e delle specialità della provincia. In tale ambito incessante è stata l'attività di contrasto alla criminalità comune e organizzata che si è concretizzata in numerose operazioni di polizia giudiziaria. Tra queste si cita per la sua importanza l'operazione della locale squadra mobile condotta con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato all'arresto di 3 cittadini extracomunitari ritenuti promotori di un'associazione a delinquere dedita alla gestione di un centro di prigionia collocato in Libia. Gli stessi si erano resi responsabili del sequestro di migranti che venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni e atrocità al fine di ottenere dai loro congiunti il versamento di somme di denaro. Tale indagine ha permesso di contestare per la prima volta dalla sua introduzione nel codice penale italiano il reato di tortura commesso da stranieri all'estero e ai danni di cittadini stranieri. Numerose sono state inoltre le operazioni condotte nella repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, che resta ancora oggi una delle principali fonti di finanziamento delle consorterie mafiose. In tale contesto, per esempio, l'operazione denominata San Michele, che ha consentito di individuare e sequestrare 3 serre site nei territori di comuni di Licata, Canicattì, destinate alla illecita coltivazione di sostanze stupefacenti, consentendo il sequestro di circa 4.000 piantine di marijuana dal peso complessivo di oltre 3.600 kg. Intanto ieri, grazie a una raccolta fondi cui hanno aderito le organizzazioni dei poliziotti delle varie organizzazioni sindacali, è stato deliberato l'acquisto di un videobroncoscopio portatile, compreso di monitor e 10 sonde con telecamera integrata, e consegnato dal questore Rosa Maria Iaci al direttore della rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dottore Marotta, presente anche il direttore dell'ospedale Antonello Seminerio. Parte dei fondi sono stati destinati pure al Banco Alimentare e ai suoi associati. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato per voi. A presto. Cari amici, impossibilitato ad esibirmi come gli altri anni in questo periodo della Settimana Santa nelle parrocchie della nostra provincia con i recital i giorni della fede, voglio proporvi da casa mia e portare nelle vostre case alcuni canti, lamenti del repertorio tradizionale del Venerdì Santo che venivano cantate durante la processione. Il primo canto è molto conosciuto, molto popolare nel nostro territorio ed è Maria Passa. Maria passa e di nasciata a porta d'un firraru aperta o caruma e chi fa gita ora faccio una lancia
o e non li sta a chiaffare di nuovo la pago la o carado io non vi posso aiutare che c'è Cristo ci mettino a me. Il secondo canto è Un venerdì mattina e è un canto molto struggente che veniva cantato dalle pie donne durante la processione e parla appunto del madre addolorata che cerca il proprio figlio e lo va a trovare a casa di Pilato con le catene ai polsi. Un venerdì mattina. Venerdì mattino e giorno chiaro, la bella madre si mise in cammino, puntando a San Giovanni la via. Ci dissi un mistagliano, oh madre mia, vai cercando a Gesù Nazareno, che lui per Dio e non lo posso acchiare. Vai alla casuzza di Pilato, lo trovi rinchiuso e incatenato. Tuppi, tuppi, gue, gioco d'arreri, sogno la tua matruzza addolorata. Oh madre, madre, non vi posso capire, che i giudei mi tenno incatenato. Affaccia, affaccia, Maria, tuo figlio passa, con una grossa catena mi ribraccia. Chiamatemi a Giovanni, che lo voglio, quanto m'aiuta a chiangi a me figlio. Nicolo, portami lo convoglio, il giù persino maslo ed io lo figlio. 30 anni a lui pettuti dinni, ora ti vio alla croce capelli, figlio di sta crucetta, scendi, scendi, che c'è la tua matruzza che t'ha difendi. Venerdì mattino e giorno chiaro,
colgo l'occasione per augurarvi a tutti una buona e santa Pasqua e mi raccomando, restate a casa perché sicuramente ce la faremo.